Alla Regione in arrivo la carica degli esterni negli assessorati. La Giunta sblocca gli incarichi. L'ex governo Musumeci dà un via libera che garantirà al nuovo esecutivo di centrodestra guidato da Renato Schifani altre 13 poltrone di sottogoverno dove piazzare i fedelissimi. Così nell'ultima riunione di giunta, prima del cambio di guardia a Palazzo d'Orleans, il governo Musumeci sblocca gli incarichi esterni negli uffici di gabinetto della Presidenza della Regione e degli assessorati, congelati dal 2012. E se da un lato arriva il via libera agli esterni, sembra invece tenere la linea secondo cui gli assessori saranno politici eletti e competenti della materia. Questa è la linea di Renato Schifani, ribadita nel corso dell'incontro di ieri con il gruppo di Forza Italia all'Ars. Alla riunione interlocutoria hanno preso parte deputati eletti, compreso Tommaso Calderone, contestualmente eletto alla Camera dei Deputati, e Margherita La Roccaruvolo, in videocall perché fuori Palermo. Il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e il deputato nazionale Giorgio Mulè. Tra gli azzurri c'era anche l'ex assessore Bernadette Grasso, prima dei non eletti nella lista di Messina, pronta a subentrare a Sala d'Ercole al posto di Tommaso Calderone. Non c'era invece Francesco Cascio, che vive una situazione analoga a Palermo come primo dei non eletti. Il volto storico dei berlusconiani palermitani farebbe il suo ingresso all'Ars in caso di rinuncia dello scranno da parte del coordinatore Gianfranco Miccichè. Al netto dei rumors che danno l'ex presidente dell'Ars con le valigie in mano pronto a staccare il biglietto per Roma, il fatto fa comunque pensare, c'è chi è pronto a scommettere che, considerando i tempi da legge, l'ex presidente dell'Ars rimarrà a Palermo fino all'ultimo giorno utile. Nel corso dell'incontro Schifani, pur ascoltando tutti gli interlocutori, non ha fatto passi indietro sui criteri da utilizzare nella scelta degli assessori. L'orientamento di massima è di assegnare 3 assessori a Forza Italia e 3 a Fratelli d'Italia. Miccichè dal canto suo avrebbe tentato di far valere il criterio della scelta di scuderia, privilegiando i big azzurri, a prescindere dal fatto che siano meno eletti all'Ars. E proseguendo le consultazioni tra le forze politiche di centrodestra per la formazione del nuovo governo, l'ex presidente del Senato ha incontrato i 13 neodeputati regionali di Fratelli d'Italia insieme ai coordinatori regionali Salvo Pugliese e Giampiero Cannella. Il partito della Meloni ha ribadito la richiesta di avere 4 assessori, uno dei quali con l'incarico di vicepresidente della regione più la presidenza dell'Assemblea regionale, inseguita però anche dal Movimento per l'Autonomia, che ha candidato Roberto Di Mauro. L'accordo su Schifani, siglato da Ignazio La Russa, avrebbe previsto tale contropartita come effetto della rinuncia di Nello Musumeci alla possibilità di correre per il secondo mandato a Palazzo d'Orleans. Schifani si è riservato una valutazione, inducendo a intendere che la presenza di un numero maggiore di gruppi parlamentari rispetto alla scorsa legislatura potrebbe costringerlo ad alcune revisioni. Il no ad assessori non deputati impedisce in Fratelli d'Italia di assegnare un assessorato ad esempio a Ruggero Razzo o alla moglie Elena Pagana, che l'ala Musumeci vorrebbe rilanciare. Anche la Lega è impegnata nel pressing affinché i big non eletti abbiano uno spazio istituzionale, come per esempio nel caso di Carmelo Pullara.